Questi sono tutti quanti i numeri e le persone devono sapere che il futuro viene mangiato se te lo spendi prima. I numeri sono quelli del Comune di Venezia, oggetto di attenzioni non proprio benevole della Corte dei Conti, da parte della quale sono arrivati rilievi di diverso genere, problemi di liquidità pressoché costanti, di controllo delle partecipate, osservazioni anche su come vengano spesi i soldi arrivati dalle multe. Il sindaco Brugnaro e l'assessore al bilancio Michele Zuin ne sono coscienti. Si tratta del bilancio 2013, affermano, prima che questa amministrazione entrasse in carica, e anzi l'ultimo bilancio approvato da Cafarsetti è una risposta concreta, affermano, a questi problemi. Una questione che investe anche la mancata riassunzione di tutti i precari del comune. Qui in questa città si sono andati avanti in promesse di assunzioni. Al di là adesso di come erano poi entrate le varie persone, spesso anche amici di amici, situazioni veramente abbastanza fumose, ma ci sono stati anche esempi di costruzioni di opere di dubbia utilità spesso, ma dove non c'erano neanche le risorse effettive, sì, ma si rimandava sempre a qualcosa che della finanza pubblica non c'era problema, tanto paga Pantalone, cioè paga il cittadino, e il cittadino si è stancato. Brugnaro rimane in prima linea anche nella battaglia per la sicurezza, lanciando la raccolta di firme per la proposta di legge che permetterebbe al giudice di pace di disporre fino a 10 giorni di reclusione, e rivendica inoltre i primi successi della sua giunta nell'abbattimento del superdebito veneziano. 800 milioni di euro di debiti, non è che li cancelliamo perché li abbiamo dichiarati, resteranno, dobbiamo cercare di ridurli, li abbiamo ridotti per adesso di 30 milioni, dobbiamo migliorare questo, ovviamente dobbiamo sapere anche che dobbiamo rilanciare adesso le partecipate, ce ne sono alcune che vanno assolutamente in qualche modo attenzionate, penso al casinò soprattutto.